Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti voi telespettatori di Antena 3 con la nostra prima edizione. Anche oggi vi racconteremo tante notizie di cronaca, parleremo anche di politica, evidentemente dopo la giornata di ieri rivedremo i nostri servizi sulla riunione, il vertice con oltre 450 amministratori della Lega Santa Caterina, la prova di forza, così insomma è stata chiamata quella della Lega di ieri, in vista ovviamente delle regionali. Ne parleremo poi anche con un ospite importante dell'alleanza del centrodestra. Il tema resta ovviamente quello, tanta la cronaca, è una domenica di apprensione, l'abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, perché dopo il caldo infernale di questa settimana, come spesso ormai automaticamente accade con i cambiamenti climatici e non solo, è in arrivo la prevista ondata di maltempo che nel pomeriggio dovrebbe portare un po' in tutto il Veneto, in nessuna provincia è esclusa dal rischio, forti nubifragi, temporali anche violenti, molto intensi in zone localizzate, tanto che la Regione ha diramato già ieri l'allerta gialla idrogeologica appunto per temporali, come vedete nel bollettino, e quindi c'è da capire quanto e come colpirà le zone del Veneto, grandine anche forti raffiche di vento. Chiaramente vi aggiorneremo sulla situazione anche nelle prossime ore. Gli occhi sono puntati anche in montagna, ovviamente, perché eventi meteorologici forti possono innescare nuovamente la frana a San Vito di Cadore, la colata di detriti e fango che ha già interessato San Vito di Cadore in questi giorni, costringendo alla chiusura della Lemagna, che invece dovrebbe essere poi riaperta martedì prossimo. Quindi una giornata con il fiato sospeso. Peraltro il maltempo che dal pomeriggio comincerà e non si fermerà, interesserà anche la mattinata di domani, poi una breve pausa, poi dovrebbe rinnescarsi ancora il maltempo nel pomeriggio fino a martedì mattina. Quindi è una situazione da monitorare nelle prossime 48 ore. Noi ovviamente lo faremo. Intanto la notte trascorsa è stata una notte in Veneto caratterizzata dagli incidenti stradali. Il primo che vediamo è quello di Mussolente nelle immagini dei vigili del fuoco, intorno alle 4 in via Mazzini. Un'auto condotta da una donna è uscita di strada, una Citroën, che per cause in fase di accertamento ha urtato una recinzione metallica e poi ha abbattuto un palo della linea telefonica, ribaltandosi successivamente al centro della carreggiata. La squadra dei vigili del fuoco da Bassano del Grappa ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata. La conducente ferita è stata portata in ospedale dal SUEM, sul posto anche i carabinieri. Un'uscita di strada, un abbattimento di un palo, dinamica molto simile a quanto accaduto in uno degli altri due incidenti che hanno caratterizzato la notte invece nella Marca. Lo vediamo in altre immagini dei vigili del fuoco. Questo è l'incidente avvenuto a Resana poco prima delle 2, una fuoriuscita autonoma con l'auto che ha abbattuto in questo caso un palo dell'illuminazione pubblica. A bordo c'erano 5 giovanissimi, illesi per miracolo, sono riusciti a uscire autonomamente dalla vettura. Questo l'intervento dei vigili del fuoco, davvero illesi per miracolo. 2 ore dopo, intorno alle 4, a San Biagio di Callalte, invece, all'incrocio con piazza Berlinguer lungo via Postumia, ecco l'altro incidente. In questo caso è un frontale tra 2 auto. Fortunatamente anche in questo caso i 2 conducenti delle vetture feriti, ma in modo lieve. Questo dunque l'impegno dei vigili del fuoco nella notte per questa raffica di incidenti che era caratterizzato le province di Vicenza e di Treviso. Ma restando su Vicenza c'è invece la tragedia di Cornedo Vicentino che avevamo raccontato ieri, e c'è ancora caccia al pirata che ha travolto e ucciso 2 notti fa un 62enne in bicicletta. E ancora caccia al pirata della strada che questa notte, senza fermarsi a prestare soccorso, ha investito e ucciso a Cornedo Vicentino un pensionato che rientrava a casa con la sua bicicletta. Era circa l'1 di notte quando Paolo Michelin, 62enne neopensionato, è stato centrato da un altro veicolo nella frazione di Cereda. In via Madonetta alcuni residenti hanno sentito un piccolo tonfo e il rumore di un motociclo che si allontanava velocemente. Allertati immediatamente i soccorsi, ai sanitari del SUEM però non è rimasto che constatare il decesso pressoché immediato dell'uomo.
Paolo era una persona riservata e mite, conosciuto nella zona. Allora, personalmente lo conoscevo di vista, era un signore di 62 anni, era in pensione da un anno dove ha lavorato per una nota azienda del territorio di confezioni, la Peserico Confezioni, una multinazionale, e una persona mite, una persona equilibrata, viveva con la sorella, non aveva figli, non era sposato. Un evento che non si era mai verificato in tempi recenti lungo questa strada periferica, che presenta però qualche limitazione. Ma è una strada, è inedito questo incidente, è una frazione storica del territorio di Cornedo, dove è presente anche una delle più vecchie e le più antiche chiese del nostro territorio. È una strada che non è particolarmente luminosa e illuminata, perché è una strada di contrada che porta a una piccola frazione, località Madonetta, dove ci saranno 60-70 famiglie che abitano. È una strada di collegamento tra la Priabonese e la frazione di Cereda. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i carabinieri di Valdagno, che hanno raccolto le prime testimonianze e che stanno effettuando le ricerche di un sinistro che ha colpito profondamente i residenti. È stato investito configurandosi così un omicidio stradale, perché adesso i carabinieri, la polizia locale, ma i carabinieri sono in fase di indagini per rintracciare il colpevole. L'importanza è delle telecamere. Noi sul posto in località Madonetta non vi sono telecamere specifiche, però ho esortato i residenti a colloquiare con i carabinieri nel caso in cui avessero delle telecamere di videosorveglianza interna che diano sui giardini o sulla strada. E intanto nella frazione, lo diceva Daniele Garbini del servizio, c'è sgomento per quanto accaduto. Paolo Michelin era molto conosciuto e al di là del fatto in se stesso, del fatto che sia stato investito da un pirata della strada, si punta il dito anche sulla pericolosità di quella arteria stradale. Lei cosa ha sentito? Io ho sentito un piccolo colpo, ma siccome passano tante moto e la sera anche tardi non si può sapere, perché è a circa 30 metri più avanti, allora così non sappiamo cosa sia veramente successo. Le moto pare che corrono e anche le macchine veloci qua, vero? Sì, soprattutto la sera e la notte, quando è un via vai, ci sono molti motorini che passano e fanno anche rumore, però poco prima mi pareva di aver sentito anche un rumore di uno scooter, una moto, insomma, ma anche di tipo, potrebbe essere monomarcia, non so, okay. Che andava in giù però. E per cui abbastanza velocemente, ma qui avevo già detto da tempo, ma anche dato in comune, che devono mettere i dossi, perché ci sono della gente che passano con le moto che a velocità incredibile. Vedi. Tanto che una volta ho cercato di fermare uno. Sì, c'era un dosso qui una volta, però poi l'hanno tolto per pulire le strade d'inverno quando nevicava. Serviva? Sì, nella strettoia lì magari, perché magari può uscire qualcuno, non abbiamo anche i bambini. Questa è sempre stata una strada pericolosa, bisogna mettere dei dossi, inutile. Purtroppo abbiamo l'uscita di casa sulla strada, quindi poteva succedere a noi, ai nostri vicini, è veramente una cosa impensabile. Noi eravamo a letto e l'ho visto passare perché avevo il cane che abbaiava e l'ho visto passare 2 minuti prima. Come era in bicicletta? Era in no, io l'ho visto che la spingeva, stava camminando, quindi non è ben illuminata la strada, ma il problema è che qua abbiamo sempre ragazzini che corrono tanto con le macchine, moto, e quindi non si sa, non so se ha sentito anche mio compagno prima che aveva sentito, però magari si dice sono scivolati per terra, subito non abbiamo sentito bene, invece purtroppo è successo. Ma l'idea è che è scappato, questo forse sì, al di là che può secondo essere me, io l'ho detto, abbiamo sentito dopo poco un scooter, da quello che ho sentito io, e si sentivano 2 ragazzi in cima che parlavano, però non so se siano stati loro, non si può dare la colpa subito, però sicuramente sono scappati. Sì. Ecco. La cosa grave è quella, al di là che può succedere a tutti. Almeno fermarsi, almeno fermarsi e dare soccorso, chiamare insomma qualcuno, quello sì. E poi c'è un'inchiesta della polizia croata su quanto accaduto domenica scorsa, una settimana fa, la notizia però è trapelata 2 giorni fa con l'incidente mentre si trovava
con i suoi amici di motocicletta, nella quale ha perso la vita il giovane papà di Moriago Andrea Zanin. Si attende il rientro della salma in Italia, la famiglia però vuole la verità, vuole chiarezza sul quanto accaduto. Intanto in paese appunto si attende il rientro della salma e c'è una corsa solidale per aiutare la sua famiglia. Era in vacanza con gli amici motociclisti Andrea Zanin, 35 anni, vittima di un incidente stradale in Croazia mentre era a bordo della sua Ducati multistrada. Residente a Moriago della Battaglia, Andrea lascia la moglie Elisa e i figli di 8 e 15 mesi. L'incidente domenica scorsa a Carlopago, in quello che doveva essere il suo viaggio di ritorno. Dopo un'ora di viaggio, l'impatto fatale. Sono stati gli amici, non vedendolo più dietro di loro, a fare marcia indietro e a testimoniare poi quanto accaduto. Moriago della Battaglia è oggi un paese in lutto. Un bravo ragazzo alla fine che fra l'altro aveva fatto famiglia. Io ho un ricordo anche particolare perché ormai sono passati diversi anni fa, sì, sono passati diversi anni, però lui aveva fatto anche uno stage in comune. Mi dispiace veramente tanto, soprattutto per la compagna e per i 2 figli che ora ha lasciato. Porto da parte dell'amministrazione, ma sono sicuro di fare le veci di tutta la comunità, di tutti i moriaghesi. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia, anche al papà e alla mamma che vivono a Moriago, e ci stringiamo un po' a loro. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro. Le indagini per ricostruire quanto accaduto sono in mano alla polizia croata. La salma non è ancora stata rimpatriata e di conseguenza il funerale non è ancora stato fissato. Avevo sentito già domenica il fratello Stefano, che appunto mi aveva avvisato di questo brutto incidente, e così avevo espresso che comunque con gli uffici, per quello che ci riguardava e ci era possibile, avremmo fatto di tutto. So che tra la giornata di giovedì e venerdì, tra il comune e diciamo, l'autorità croata c'è stato lo scambio di documenti, e che adesso dovrebbe essere, insomma, a breve dovrebbe essere possibile rimpatriare la salma. Nelle scorse ore, quando si è diffusa la notizia della morte di Andrea Zanin, è scattata sui social la gara di solidarietà portata avanti dalla cugina della moglie, raccolti per ora più di 8.000 euro. A Padova adesso, con un'operazione della polizia che, pensate, ha sorpreso all'Arcella, in zona Arcella a Padova, un 17enne, un minorenne tunisino pluripregiudicato che dormiva all'interno di un'auto rubata e con sé aveva 2 macete, li vedete in foto, e un coltello. È scattata l'allarme venerdì mattina in via Cardinal Callegari, una donna appunto delle pulizie che stava rientrando e che ha visto questa auto abbandonata, e si è scoperto poi che l'auto era stata rubata a una ditta del Veneziano, e all'interno c'era questo 17enne tunisino che ci dormiva dentro come fosse una sorta di abitazione, e con sé aveva queste 2 armi da taglio. E non solo, c'erano all'interno dell'auto anche guanti monouso in plastica, alcuni rotoli di pellicola trasparente, tutto materiale solitamente utilizzato per il confezionamento e lo smercio di sostanze stupefacenti. È stato portato e controllato in questura. Si è scoperto che aveva numerosi precedenti penali per sostanze stupefacenti, furto, interruzione di pubblico servizio, resistenza pubblico ufficiale e minaccia, e quindi è stato denunciato e portato in un centro per minori. Appunto 17 anni il giovane tunisino, che è stato scoperto con quelle 2 armi, ovviamente molto molto pericolose. Di nuovo nella Marca trevigiana, con lo sconcerto che c'è ancora a Macerata sul Piave per quanto avvenuto 2 notti fa alla storica azienda dolciaria Moralberti, con i ladri che alla cerca di denaro e di una cassaforte che in realtà non c'era hanno letteralmente devastato alcuni uffici dell'azienda. Pazzesco! Questo è il commento di uno degli operai di turno alle 6 alla Moralberti di Candeludi Macerata, quando entrando si è accorto di quanto aveva combinato una banda di ladri maldestri nel corso della notte. Che fossero ladri lo dimostrano questi registratori di cassa del negozio devastati, che fossero maldestri il sangue che uno di loro avrebbe lasciato ferendosi per forzare uno dei cassetti peraltro vuoti. Un binomio ladri maldestri che si è ripetuto ovunque, dal buco sul muro per entrare in un ripostiglio sottoscala facilmente apribile da una porta
porta con tanto di chiave su, alla scalata di oltre 5 metri con sfondamento del tutto inutile di questo vetro, per entrare in uffici dove le transizioni finanziarie non si fanno più per contanti da quasi 10 anni. Ma secondo lei che cosa stavano cercando? Bah, credo soldi, da quello che ho potuto vedere, dal disastro che hanno combinato cercavano sicuramente cassette, casse, dove c'erano contanti. Collaboratori che dopo i rilievi delle forze dell'ordine, con titolare e sua sorella, hanno provveduto subito a pulire e rimettere in ordine tutto. Sono stati un gran bel gruppo, per cui sono parte della famiglia, dell'azienda, e grazie a loro che in questa mezza giornata abbiamo ripristinato in così poco tempo. Sì. Insomma, vi siete messi tutti insieme? Assolutamente sì. Danni importanti ma limitati alle cose e sconforto da parte del titolare e del suo gruppo per un'azione che alla fine non è servita a nessuno. Per questo Giovanni Moratto lancia un messaggio ai ladri sprovveduti e maldestri che hanno rischiato e faticato, combinando solo tanti danni per niente, arrivando ad offrirgli un lavoro. Abbiamo bisogno di figure, gente a cui offrire un lavoro onesto, lavoro che abbia un senso di costruire un futuro. Credo che con queste energie si costruisca poco futuro. E intanto a Vicenza ieri una telefonata che è arrivata improvvisamente a Margherita Parolin, la titolare di quel negozio, lo ricorderete, che è minacciata, aggredita da uno straniero, da un nordafricano, più volte era stata costretta a chiudere il negozio per paura, il cartello che ha fatto il giro d'Italia, e il giovane, come sapete, era stato poi portato in un centro per l'immigrazione e ieri è stato ufficialmente rimpatriato, e quindi la donna, che aveva comunque già riaperto il negozio, ha ricevuto una telefonata direttamente dal ministro dell'Interno Piantedosi. È stato rimpatriato l'extracomunitario pluripregiudicato, autore di una serie di reati in città, che aveva vandalizzato il negozio di Margherita Parolin. L'esercente, terrorizzata dal comportamento del criminale, aveva deciso di chiudere temporaneamente la sua attività per paura. A dare l'annuncio dell'avvenuto rimpatrio lo stesso ministro all'Interno Matteo Piantedosi, che al telefono del prefetto di Vicenza ha voluto parlare direttamente con la titolare. Pronto? Ma che bella sorpresa, inaspettata, sono emozionata. Buongiorno. Una telefonata assolutamente inaspettata, il cui contenuto ha commosso la signora Margherita. No, davvero? Ma non ci credo. Il plauso per l'effettiva espulsione del malvivente anche da parte dell'amministrazione comunale, che attraverso la polizia locale aveva collaborato per identificare ed espellere l'autore di furti, spaccio e aggressioni nella zona di Campo Marzo e del Quadrilatero, e che ultimamente creava tensioni e disturbo ai commercianti. E grazie a questo lavoro di squadra arrivano i risultati. Più che l'auspicio, la preghiera, la richiesta che facciamo ora è che non si riveda quello che abbiamo visto con la persona che aveva creato problemi alla commerciante Corso Fogazzaro, cioè che l'espulsione poi nella prima fase non sia effettiva e che si riveda un ritorno in città. Le espulsioni devono funzionare perché dobbiamo aiutare, coinvolgere tutti quelli che sono disponibili a dare una mano, a comportarsi bene, ma dobbiamo essere altrettanto inflessibili e duri nei confronti di chi delinque. Il sollievo dell'esercente è stato apprezzato dal ministro, che ha voluto spendersi personalmente per la conclusione di un episodio che aveva destato profonda apprensione nella comunità. Piantedosi ha ribadito la tolleranza zero per chi delinque e mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Grazie, mi sono commossa perché ho sofferto tanto, ho avuto un momento difficile. A Feltre invece un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di 3 giovanissimi, 2 sono minorenni, per aver aggredito e rapinato un altro giovane.
È accaduto tutto in pochi minuti giovedì pomeriggio nel parcheggio del supermercato Lidl in Viale Montegrappa a Feltre, alle 15:30 circa, quando un giovane in compagnia di 2 amici viene avvicinato da un gruppetto di 3 ragazzi. Il loro atteggiamento è minaccioso, gli intimano di aprire lo zaino. Uno di loro fruga tra gli oggetti personali del ragazzo, scorge un paio di cuffiette Bluetooth, le afferra e le passa al compagno. Raggiunto l'obiettivo, i 3 si allontanano a piedi, ma la prontezza della vittima è decisiva. Il malcapitato chiama subito il 112 e, senza perdere di vista i ragazzi, li segue a distanza fornendo indicazioni utili ai militari. Una segnalazione fondamentale. I carabinieri della compagnia di Feltre intercettano il gruppetto in men che non si dica. I ragazzi tentano goffamente di darsi alla fuga, ma vengono bloccati e portati in caserma. Dopo le formalità di rito, i 3, 2 dei quali minorenni, vengono arrestati con l'accusa di rapina in concorso e la magistratura sta vagliando la loro posizione. Le cuffie sono state recuperate e restituite al proprietario. La vicenda ha destato sconcerto, pur non risultando un caso isolato, anche per la giovane età degli aggressori. Ancora dal Bellunese, un controllo di routine che si trasforma in un arresto per spaccio a Cortina d'Ampezzo. Un lavoratore stagionale di 30 anni, italiano ma di origini venezuelane, è trovato con oltre mezzo chilo di marijuana, oltre a dosi già pronte. Decisivo l'intervento degli agenti del commissariato, potenziato da pochi giorni con 7 nuove unità. Più pubblico hai, più appetiti scateni, e le stagioni turistiche inverno e estate coincidono con l'aumento di domanda e offerta di droga. Cortina d'Ampezzo non fa eccezione. Mercoledì sera, durante un normale pattugliamento, una volante del commissariato di Largo Poste ha notato un giovane uomo alla fermata dell'autobus. Agitato, nervoso, guardava continuamente attorno a sé. Gli agenti hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo e avevano ragione. Nelle sue tasche 36 bustine di marijuana già confezionate per lo spaccio. La perquisizione è poi proseguita nel suo domicilio. Il trentenne italiano di origine venezuelana è lavoratore stagionale in una baita. Perquisizione a domicilio dunque e nella sua auto. Lì il quadro è diventato ancora più chiaro. Mezzo chilo di marijuana, 1.600 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Il trentenne è stato perciò arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Un risultato significativo che arriva a pochi giorni dal potenziamento del commissariato. 7 nuovi agenti in forza alla Polizia di Stato, operativi sul territorio. Il capo della Polizia Pisani ha avuto un occhio di riguardo per l'intera provincia, dando un aumento sia alla questura con 7 nuovi agenti, sia al commissariato di Cortina. Il commissariato di Cortina ovviamente in previsione già dell'evento olimpico per permettere poi ai ragazzi di prendere cognizione del territorio, sia dal punto di vista morfologico sia per ambientarsi un po'. E penso che qualche altro rinforzo arriverà poi anche a fine anno. E dunque a Cortina si rafforza la percezione di un territorio più controllato grazie a una presenza più visibile e capillare delle forze dell'ordine. Noi abbiamo la criticità di avere sempre delinquenti che vengono da fuori, i cosiddetti trasfertisti, quelli locali sono diciamo curati giornalmente. E dobbiamo fare anche capire a chi viene da fuori che la provincia non solo è monitorata benissimo, questo lo dico a 360 gradi anche con l'intervento dei carabinieri e della finanza, ma che la risposta è immediata. Di nuovo nella Marca con l'intervento dei Vigili del Fuoco stanotte alle 4 in via Ortigara a Paese per l'incendio di un furgone all'interno di un campo. Giunta sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco ha prontamente limitato l'entità dell'incendio evitando la sua propagazione verso la vegetazione adiacente. Illeso il proprietario del furgone che era da poco sceso dal mezzo. È invece stata aperta già ieri un'inchiesta sul maxi incendio devastante che ha distrutto il capannone adibito a deposito a Villafranca Padovana. Non si esclude alcuna pista, nemmeno quella del dolo. Intanto nelle scorse ore c'è stata la rassicurazione almeno sull'inquinamento dell'aria.
Le indicazioni di ARPA sono di rassicurazione perché il vento ha disperso i fumi che sono usciti dalla combustione, insomma, nelle parti superiori dell'aria. Rassicura la popolazione il sindaco di Villafranca Padovana, Luciano Salvò. Le analisi dell'aria danno esiti positivi. Ora bisogna attendere le ultime verifiche dei tecnici dell'ARPA, ma la paura è passata. Sì, perché è stata una notte di paura in via Ponte Alto, dove per tutta la notte è bruciato un deposito. Tantissimi scoppi perché era un deposito di auto, dicono batterie, cose. Infatti quello è il motivo per cui non ci hanno fatto passare, perché hanno detto che c'era pericolo di scoppio e quindi poteva arrivare anche qualcosa qui sul cavalcavia. Le fiamme hanno lambito anche l'autostrada, che è rimasta chiusa tutta la notte nel tratto tra Grisignano e Padova Ovest. È stata ripristinata anche la corrente elettrica, interrotta per alcune ore dopo che il fuoco aveva abbattuto un traliccio. Il traliccio è caduto, siamo stati senza circa 3 ore, 3 ore e mezza, comunque sono stati bravi, veramente. Incessante il lavoro dei pompieri, che solo dopo molte ore hanno avuto la meglio sul rogo. Parecchio materiale infiammabile, abbiamo gomme, abbiamo auto vecchie, depositate, stoccate negli anni e abbandonate in questo scenario. Troppo presto per fare ipotesi sulla natura del rogo, anche se non si esclude nessuna pista, compresa quella del Dolo, un'area che da più di 20 anni è al centro di polemiche per il continuo ammasso di rottami. Il comune era intervenuto già nel 2018. Quest'area è stata posta sotto sequestro all'inizio del 2018, dopo i tentativi ripetuti da parte del comune di far cessare le attività che si svolgevano all'interno e le opposizioni costanti da parte della proprietà. È rimasta sotto sequestro fino a fine 2023, dopodiché abbiamo provveduto a rintracciare le persone destinatarie del provvedimento del dissequestro condizionato alla bonifica dell'area. Abbiamo emanato a gennaio un'ordinanza di sgombero dei materiali, hanno iniziato a sgomberare qualcosa, dopodiché insomma l'epilogo l'abbiamo visto ieri sera. 20-30 anni di questa situazione, doveva sempre essere bonificato, doveva sempre fare, ma non è mai stato fatto nulla e adesso si è bonificato da solo praticamente. A Mogliano, a Zerman, dove si cerca probabilmente la baby gang, ma ovviamente le indagini sono aperte a tutte le ipotesi, che ha devastato i bagni del cimitero. Un raid notturno, il secondo in pochi anni, dentro al cimitero di Zerman, ha lasciato i bagni, da poco ristrutturati, completamente inagibili. Fuoco, fiamme, tubi divelti, acqua lasciata scorrere, lumini lanciati ovunque a sfregio. Questo è quello che hanno trovato un paio di giorni fa dei cittadini che hanno varcato di buon mattino le porte del cimitero. Dopo la denuncia ai carabinieri, inevitabile porsi qualche domanda, dati anche i trascorsi del luogo. 10-12 anni fa si trovavano dei resti, sia all'interno che all'esterno, si trovavano dei resti che sembravano delle messe nere, fatte da sette, che questo è andato avanti un bel periodo di tempo. Ma resti umani? No, non resti umani, ma delle cose per terra che si presumeva fossero delle messe nere. Dopo è andato tutto calmo, 3-4 anni fa è successo che lo stesso sono entrati, hanno divelto tutti i sanitari, hanno fatto i loro bisogni prima e con i loro bisogni hanno fatto, come si può dire, un'opera d'arte nei muri, ecco, tanto per... Dopo la ristrutturazione da parte dell'amministrazione, le cose sembravano essere tornate a posto. È stata una sorpresa che per noi ormai è la normalità. Ci sono stati dei danni che si presume che siano danni da 8, 10, 12 mila euro, adesso vedremo. E quindi l'amministrazione si accollerà anche questa spesa, insomma, ecco. Quanto alle telecamere di sorveglianza, pare che in previsione dell'installazione di alcune nuove fotocellule, quelle vecchie siano state tolte. Quindi non c'è alcuna ripresa dell'episodio vandalico, anche se per quanto riguarda i responsabili, invece, un'idea c'è. Sì, ci sarebbe l'idea c'è, è anche ben precisa, però rimane un'idea ben precisa. E poi a Treviso, con il consistente sversamento di gasolio sul Sile che continua a preoccupare da giorni i residenti della zona di via Alzaia all'altezza di Fiera, fenomeno che è visibile da circa una settimana, i vigili del fuoco sono intervenuti a più riprese posizionando barriere oleo assorbenti per contenere il problema. Intanto il comune sta indagando per capire l'origine dell'inquinante. Sentiamo
il vice sindaco e assessore all'ambiente di Treviso, Alessandro Manera. Stiamo lavorando anche con ARPA per capire l'origine del sversamento, la sua natura chimica. È già avvenuto 3 volte questa settimana. Siamo sicuri che non è di origine dolosa, questo è certo, perché è sicuramente un troppo pieno probabilmente di un serbatoio. Stiamo cercando di capire da dove proviene e nei prossimi giorni avremo la soluzione. Ecco, esatto, perché sono fenomeni frequenti questi, vi trovate spesso con il sile con fenomeni di questo genere oppure è un po' un episodio isolato? No, li troviamo di frequente, specialmente negli ultimi anni, ma non in quella posizione, quindi non sul lato diciamo fiera, ma soprattutto via lungo Sile Mattei, perché ci sono dei canali e conicoli sotterranei che probabilmente non si conoscono neanche, dove all'abbassamento o all'innalzamento del Sile può avvenire questo tipo di problema. In questo caso sicuramente è una cisterna, ma stiamo cercando di capire primo se il proprietario ne è a conoscenza e secondo qual è l'origine esatta. Lasciamo Treviso, andiamo a Venezia, ci torneremo fra poco nella Marca trevigiana. A Venezia proseguono gli accertamenti per verificare l'identità degli studenti che pochi giorni fa hanno aggredito in Calle un professore dello UAV per i progetti per il Medio Oriente. Il gesto ha scatenato le reazioni di condanna bipartisan della politica e naturalmente in primis del rettore dell'Ateneo. Dallo UAV di Venezia ha presentato un esposto contro i 4 studenti la cui identità è in fase di verifica grazie alle telecamere di sorveglianza che mercoledì scorso hanno aggredito in Calle un docente per i progetti dell'Università di Architettura in Medio Oriente. Il docente prima fermato, poi accerchiato, insultato e preso a spintoni perché amico del rettore. E il rettore Benno Albrecht, da noi contattato al telefono, preferisce commentare il gravissimo episodio con la nota diramata a tutto l'Ateneo dopo il vile gesto. Considero questo episodio estremamente preoccupante, segno di un clima di intolleranza, un attacco alla libertà personale inaccettabile che genera un clima di paura e tensione, scrive, esprimendo piena solidarietà al collega da parte sua e dell'Ateneo. Lo UAV è l'unica università d'Italia a partecipare al Gaza Reconstruction Team, il gruppo interministeriale palestinese a supporto del MOPIC, il Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale per la Palestina. Invito tutti ad abbassare la temperatura di un conflitto di opinioni che, come si è visto, può generare conseguenze pericolose. Faccio appello alla responsabilità della nostra comunità per riuscire a vivere la differenza di visioni, di posizioni in un clima di rispetto e soprattutto di non violenza, conclude Albrecht. A proposito di Gaza, ieri un gruppo di insegnanti trevigiani ha portato una lettera in questura per denunciare la tragica situazione di Gaza, sulla cui crisi anche umanitaria dicono l'Italia deve fare di più, anche in virtù dei trattati e degli obblighi internazionali di cui è parte. Siamo quindi qui per denunciare ciò che abbiamo visto. Abbiamo visto i corpi dei bambini straziati, gli arti amputati, i proiettili conficcati nel cuore e nel cervello, come attestato da numerosi medici internazionali in servizio a Gaza. Non rimanere indifferenti e assuefatti davanti alla violenza e ai crimini, ma denunciare, anche con un piccolo e simbolico gesto, come lo definiscono loro, lo sdegno di quello che sta avvenendo tutti i giorni in Medio Oriente. Oltre a un centinaio di docenti del liceo Duca degli Abruzzi e degli insegnanti di pace della Castellana, ha consegnato una lettera alla Questura di Treviso perché si faccia portavoce presso il Governo nazionale di un'istanza di rispetto del diritto internazionale e di quello umanitario e faccia arrivare gli aiuti nella striscia di Gaza, oltre a fermare le atrocità. Nulla giustifica la distruzione completa di un territorio, delle sue infrastrutture, dei campi coltivati, delle case, delle università e delle scuole, fino a rendere impossibile la vita in quell'ambiente. Nulla giustifica il bombardamento e la distruzione degli ospedali e del personale sanitario, anche in presenza di obiettivi militari. Nulla giustifica il blocco degli aiuti internazionali, la diffusione della fame e l'incarcerazione di chi cerca di superare questo blocco per portare cibo o medicine a Gaza, muovendosi in acque internazionali o in paesi limitrofi. Nulla giustifica lo spostamento forzato di una popolazione dal territorio in cui vive. Un gesto che non cambierà le cose forse, ma che si rende necessario perché il silenzio sarebbe complice. Quando l'intellettuale non ha più armi
E non ci resta altro che leggere un testo e fare una denuncia, ma non sappiamo davvero capire questa cattiveria diffusa in questo momento. Chiaramente il Questura di Treviso non ha potere giurisdizionale su quello che sta accadendo in Israele e in Palestina, però quello che chiediamo è che le autorità italiane che sono rappresentate qui dalla Questura si facciano carico di questa richiesta. Questo è quello che vorremmo. Dalle tensioni in Medio Oriente all'eco sempre forte e vivo dei tragici anni di piombo, con tante vittime anche in Veneto. Una di queste, la più nota, Giuseppe Taliercio. Ieri a Porto Marghera la commemorazione a 44 anni dall'omicidio. Il tempo passa, ben 44 anni, ma il ricordo resta e così la ferita mai sanata, con la rabbia che forse ha ceduto il posto alla rassegnazione. Ma è sempre difficile che un evento così traumatico venga attenuato dal tempo. E come ogni anno, il 5 luglio, il tempo torna indietro a quel 1981, quando qui in via Pasini, nelle vicinanze della Montedison a Marghera, chiuso nel bagagliaio di una Fiat 128, venne ritrovato privo di vita il corpo dell'ingegnere Giuseppe Taliercio, direttore generale del petrolchimico, ucciso dalle Brigate Rosse dopo i tristemente famosi 46 giorni di prigionia. Soltanto pochi giorni prima Gabriella, la moglie, lanciò tramite la nostra emittente questo accorato appello. Uomini delle Brigate Rosse, vi supplico, non uccidete. Il 5 luglio una cerimonia celebra la figura dell'ingegnere Taliercio proprio dove il suo corpo giaceva privo di vita, all'angolo con via Bottenigo, nei pressi del monumento in suo onore. Probabilmente mio padre sarebbe morto di morte naturale adesso, però rimane questa interruzione, questo non vissuto che rimane nel cuore, che rimane in quello che sarebbe potuto essere. E non è stato. Poiché il governo da allora decise di non trattare con i brigatisti, soltanto dopo il processo agli esecutori e mandanti si parlò per la prima volta di un omicidio di Stato. Da molti anni si sta chiedendo che le persone, i figli, le figlie, le mogli delle vittime del terrorismo degli anni 80-81 venga riconosciuta almeno la cittadinanza onoraria. Sono dovuti fuggire da questa città dove avevano deciso di stabilire il loro destino ha stroncato delle vite e sarebbero felicissimi. E finora tutte le associazioni e i gruppi che hanno invitato l'amministrazione comunale a fare questa scelta non hanno ancora avuto risposta. In 3 parole, chi era suo padre? Ma proprio io sono solito dire una parola sola, era un uomo giusto. Cambiamo argomento, parliamo di agricoltura. C'è apprensione tra gli agricoltori e i vivaisti della Castellana. Il servizio fitosanitario regionale sta infatti facendo delle verifiche sulla presenza di un insetto altamente infestante che potrebbe imporre una quarantena a tutte le coltivazioni della zona. È soprannominato il coleottero devastatore. È la Popilla japonica e un esemplare sarebbe stato individuato e catturato nella zona di Riese X. A darne notizia il bollettino fitosanitario del Condifesa, che sottolinea la voracità e la diffusione infestante dell'insetto. In pratica è un coleottero giapponese, uno scarabeo giapponese, che si è presentato a Riese X e quindi, essendo un insetto da quarantena, c'è l'obbligo di segnalarlo subito al servizio fitosanitario. Vale a dire che, qualora fosse confermata la presenza dopo il prelievo fatto dai tecnici della Regione Veneto, per 40 giorni non sarebbero ammessi spostamenti arborei o arbustivi da tutta l'area in un raggio di 10 km dal punto di ritrovamento, con inevitabili ripercussioni per tutto il comparto florovivaistico di Loria. Del resto, la diffusione incontrollata del coleottero metterebbe a rischio quasi tutte le produzioni agricole della Marca. Prosegue in testa. Perché è un insetto che devasta, indubbiamente, è un grande masticatore, una grande forchetta, piacciono addirittura 200 specie di piante vegetali e quindi tutto ciò che trova lui si ciba. E in particolare in queste zone qui? In queste zone qui cosa che trova? Trova la vite e basta, che sia prosecco, pinot, quello che è, a lui non interessa. L'importante è che sia appunto una parte vegetale, lui si nutre foglie, fiori e frutta, tutto ciò che riesce a mandare in digestione lui lo compie. Toccherà alla Regione.
qualora fosse confermata la presenza, stabilire metodi e modi di intervento, contando che più tempo passa, più i coleotteri si moltiplicano. Dobbiamo pensare a popolazioni, quindi parliamo di migliaia di insetti, migliaia di coleotteri che volano e si spostano come popolazione da un luogo all'altro, in continuo. Devono trovare dove mangiare. E poi l'assemblea degli allevatori del Veneto, tra i fattori di preoccupazione i dazi e le possibili ripercussioni della situazione internazionale, incoraggia invece l'attenzione dei millennials, i giovanissimi sempre più interessati a diventare titolari di allevamenti. In 20 anni gli allevamenti veneti sono calati del 70%, ma la produzione tiene, in aumento sia in Italia che in Veneto, e si concentra su 4 regioni con il 62% prodotto in 10 province, tra cui Vicenza. Stalle che chiudono e passano da 6.641 imprese allevatoriali in regione del 2004 alle 1.997 nel 2024, con il 78% del latte prodotto tra Verona, Padova e Vicenza. In 10 anni abbiamo perso ormai oltre il 45% di stalle. La problematica nel Vicentino è un po' minore. Vicenza è quella che fondamentalmente perde manco come allevamenti, e anche quella più produttiva, e anche oggi si sta dimostrando probabilmente quelle che investono di più a livello veneto. A preoccupare il comparto è anche la situazione delle malghe, a rischio spopolamento, oltre 15 malghe in tutto il Veneto rimaste vuote rispetto al 2024 a causa di diversi fattori, l'analisi degli allevatori, dall'assenza di ricambio generazionale alle carenze strutturali all'escalation delle predazioni. La politica ad oggi, nonostante il declassamento del lupo, per dirti un problema, non è stata ancora in grado di dare delle risposte all'interno delle malghe. Problemi sulle malghe abbiamo evidenziato anche nelle relazioni, l'aumento degli affitti da parte dei comuni, molte malghe che oggi sono ancora senza energia elettrica e senza acqua potabile. Capite che quando un allevatore non ha energia, deve portarsi su l'acqua potabile, ha gli affitti che costano, ha infrastrutture magari un po' deboli da quel punto di vista, ci aggiungiamo anche il lupo. Ma non solo, sul futuro gravano le possibili ripercussioni sul settore legate a dazi e situazione internazionale. Siamo un po' preoccupati, un po' per i dazi, un po' per queste dinamiche di guerra, sicuramente sì. Tenete conto che esportiamo 60 passa miliardi all'estero come Italia, quindi la preoccupazione è ovvio che c'è. Infine il dato incoraggiante è che sempre più millennials, ovvero titolari di azienda nati dal 1980 in poi, diventano allevatori. E a proposito di occupazione giovanile, l'apprendistato torna protagonista in Veneto come leva cruciale proprio per l'occupazione dei giovani. Noi abbiamo bisogno sia dei giovani che diventino giovani imprenditori, sia di giovani che vengano nelle nostre attività, nei nostri laboratori ad imparare un mestiere. L'apprendistato è il primo strumento a disposizione che può rispondere a queste che sono le principali esigenze delle aziende. Da un report di Confartigianato Imprese Veneto emerge come questa forma contrattuale sia in continua ascesa, soprattutto nell'artigianato, dove si concentra un quarto del totale delle assunzioni in apprendistato in Veneto, che nel 2024 sono state 43.200, di cui 9.700 proprio nelle imprese artigiane. Le porte delle aziende sono sempre aperte per quei giovani che vogliono imparare un mestiere. Il mix avviene tra formazione e scuola, tra teoria e pratica, tra quello che è la scuola e il lavoro, la bottega. Ecco, tutte queste cose secondo me aiutano al giovane a capire il mondo dell'artigianato. In questo territorio quello dell'apprendistato duale, che mette scuola, formazione e lavoro uno accanto all'altro, resta un tema fondamentale. C'è bisogno di questi ragazzi, i ragazzi intesi non solo come forza lavoro ma come futuro per le imprese. Le imprese sono ormai capitanate nella stragrande maggioranza di gente che o ha i capelli del mio colore o addirittura non ne ha più. Veda lei se non ci sarà spazio per questi ben formati giovani. E intanto le imprese aspettano gli sviluppi della riforma in atto e dettano le loro esigenze.
servizi utili ai giovani per poter avvicinarsi a questo mestiere, e secondo, rafforzare le figure che caratterizzano il ruolo formativo dell'impresa, che comunque rappresenta il cuore della questione, cioè di poter disporre di un tutor e di formatori permanenti nell'impresa che forniscono di fatto un servizio di formazione e di accompagnamento per i giovani che entrano in questo sistema. Ora la pubblicità e poi ripartiamo dalla politica. La nostra forza sta nei nostri valori, la nostra forza sta negli amministratori locali e nell'esempio di buon governo che abbiamo dimostrato nei territori. Patti chiari, amicizia lunga con tutti e, se serve, meglio soli che male accompagnati. Davanti a 450 amministratori leghisti, il padrone di casa Mario Conte chiude il suo intervento interpretando il sentimento della base leghista e strappando un lungo applauso. L'avvertimento è per gli alleati, in particolare Forza Italia, dopo i ripetuti attacchi al governo della regione, ma la linea scelta dal segretario regionale Alberto Stefani è quella di parlare della Lega e non degli altri, riempendo il salone di Santa Caterina con sindaci e consiglieri, frutto del radicamento del partito nel territorio, e non è mancato il ricordo del sindaco leghista per eccellenza. Non possiamo non ricordare Giancarlo Gentilini. Da Tokyo il segretario federale Matteo Salvini assicura che farà di tutto perché sia la Lega a esprimere il candidato presidente. Ci tenevo a dirvi che faccio e farò di tutto perché il buon governo leghista del Veneto possa avere continuità, senza togliere niente a nessuno, garantendo l'unità del centrodestra, che è un bene prezioso in tanti comuni. Però io penso che l'eredità di Luca Zaia e della Lega possa trovare in un uomo o in una donna della Lega, con una squadra assolutamente all'altezza, altri 10 anni di buon governo. È una Lega che vuole mostrare agli alleati la sua predominanza nel territorio, quella di Unità Treviso, senza essere prepotente. Parla di programmi per le regionali, Stefani, di visione che viene dal basso, di sfide per il futuro. Misura le parole, ma l'obiettivo è dimostrare il peso specifico del Carroccio in Veneto. Oggi noi non siamo qui contro qualcuno, non siamo qui contro una coalizione, siamo qui per costruire insieme il futuro di questo territorio. Siamo qui per costruire e disegnare insieme ai territori, ai sindaci, agli amministratori, alle comunità locali quello che è il programma elettorale dei prossimi anni, quello che è il programma amministrativo della prossima regione. Non siamo contro nessuno, nel senso che siamo aperti a una coalizione, come io ho sempre sostenuto, una coalizione di governo a livello nazionale, a livello regionale e a livello locale, però è anche vero che la Lega a livello territoriale ha una classe dirigente molto importante. Noi facciamo la nostra parte, iniziamo portando il nostro contributo. Non siamo qui per lanciare candidature, per lanciare corse in solitaria, siamo qui però per costruire il futuro del Veneto. La base ha il diritto di dire la sua, ma le decisioni le prende il direttivo regionale, aggiunge il segretario. L'obiettivo rimane andare alle urne a novembre con il centrodestra unito. È Conte a ribadire che è inevitabile mettere dei paletti. Io a Treviso amministro col centrodestra unito, oggi in regione c'è il centrodestra unito, al governo c'è il centrodestra unito. È altrettanto vero che i modi fanno la differenza, quindi chi attacca si autoesclude, chi costruisce invece è ben accetto. Allora siamo rientrati, così Lina Paronetto ci raccontava ieri il summit degli amministratori della Lega. In contemporanea a Verona Tosi chiamava raccolta i forzisti della regione e ha detto vedremo chi sarà il candidato governatore. Oggi tutti e tre i principali partiti del centrodestra ambiscono a esprimerlo, ma a prescindere da questo i rapporti numerici tra tre partiti cambieranno, dice, per noi decisamente in meglio. Oggi cambieranno in meglio per Forza Italia, ha detto Tosi, Forza Italia che oggi non è rappresentata in giunta e non esprime presidenti di commissione. Il nostro consenso, ha detto, è in costante crescita, siamo passati dal 3,5 delle regionali al 6,6 delle politiche del 2022 fino al 9% delle europee. Alle prossime regionali alzeremo ulteriormente e abbondantemente l'asticella. E domani in Veneto è previsto anche il leader di Forza Italia, nonché vice premier e ministro della difesa, ministro degli affari esteri, Antonio Tajani. Allora, questo ha detto la Lega, questo dice Forza Italia. Che dice invece Fratelli d'Italia? Lo chiediamo direttamente, lo ringraziamo per essere ospite anche in questa domenica, al coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, l'onorevole Luca De Carlo. Buongiorno.
Buongiorno, grazie. Sono collegato da un po' lontano dal Veneto, ma insomma ci tenevo ad esserci e ho accolto volentieri l'invito. Da dove è collegato? Fratelli d'Italia. Da dove è collegato? Dimmi. Da dove è collegato De Carlo? Da Picinisco, provincia di Frosinone. Dove ci sono le è in montagne? atto uno straordinario festival della pastorizia e della transumanza. Il presidente della Commissione Agricoltura naturalmente si occupa in tutta Italia di anche questo tema. E quindi... Benissimo, allora poi le chiederò anche del DDL caccia, ma partiamo dalla politica evidentemente. Allora, ha visto soprattutto quello che è successo ieri a Treviso e allora intanto come commenta? Allora, dalla parte abbiamo Stefani e Salvini che dicono centrodestra unito, però ci deve essere la continuità con la Lega, e Conte che strappa l'applauso con quel meglio soli che male accompagnati. Cosa dice lei? Io dico che ho apprezzato le parole del segretario Stefani, come sempre persona equilibrata che deve tenere un po' anche lui i fili di una base che magari, come è normale, pensa e vuole dare continuità al governo di centrodestra con un leader della Lega, e invece chissà che queste questioni saranno trattate non solo in un'ottica generale ma anche tenendo conto dei risultati elettorali degli ultimi anni. Ma non ci ho trovato nulla di particolarmente. Le confesso che questa mattina mi sono svegliato prestino per fare la rassegna stampa per vedere se c'era qualcosa che avrebbe potuto suscitare polemiche. In realtà non trovo nulla in ciò che è avvenuto ieri. Che qualcuno voglia aizzare la folla per strappare qualche applauso ci sta, soprattutto quando non riveste ruoli apicali, è normale lo si faccia. Chi invece riveste ruoli apicali è chiamato, come il sottoscritto, come Alberto o come altri, ad avere una visione un po' più, diciamo così, pragmatica, perché è evidente che queste sono discussioni che dovranno avvenire nelle sedi competenti, lo ha detto Alberto, in sede direttivo regionale per loro, e dopo su una logica nazionale. Ma non ho visto, mi fa piacere che gli alleati naturalmente si trovino e comincino a parlare del programma, cosa che facciamo anche noi da tempo, perché oggettivamente adesso comincia a diventare un po' stucchevole questa questione secondo la quale il problema dei veneti debba essere chi farà il leader della coalizione di centrodestra e chi no. Credo che invece ai veneti interessino tante questioni, non ultimo oggi quella della carenza di 65.000 stagionali per il turismo, un mismatch lavorativo di 131.000 abitanti, di 131.000 lavoratori, una politica dei dazi americana che oggi ci lascia nell'incertezza e ancora non sanno le nostre imprese come affrontarle. Credo che siano talmente tanti i temi di sviluppo e di lavoro del prossimo futuro che se la politica continuasse veramente a discutere con chi e fare alleanza, posto che per noi esiste solo il centrodestra e nessuna corsa solitaria, e chi sarà il governatore, i veneti avranno tutte le ragioni per darci un calcio nel sedere. Senta una cosa, le posso chiedere solo se si riesce a spostare di un pelino, perché sentiamo sotto, probabilmente il convegno è ancora in corso, vero? Sì, ma è per darvi modo di sentire un po' di... No, è che a volte gli va sopra quello che dice lei, allora non vorremmo che si sentisse bene. Dubito, cerco di spostarmi, ma non sarà la cosa più facile del mondo. Allora facciamo così, lo vediamo in diretta, lo fa proprio tecnicamente in diretta. Nel frattempo, mentre lei si sposta, io le dico, certamente lei dice apprezzato insomma l'equilibrio di Stefani, una stoccata è arrivata a Mario Conte comunque, adesso glielo chiedo perché insomma ha detto, lei dice insomma aizzare le folle per strappare gli applausi, era diretto ovviamente a Conte. Comunque prima di un commento su questo, c'è però il fatto che è vero, gli italiani sono forse stufi, i veneti sono stufi di capire o di sapere o di assistere a questo dibattito, però c'è un fatto, che un nome dovrà essere fatto e siamo a ridosso davvero politicamente parlando alle elezioni regionali. Dall'altra parte si sta convergendo, ormai manca solo l'ufficialità, ma ormai è chiaro che il candidato sarà Giovanni Manildo. La domanda è meglio avere, come chiede Bitonci ad esempio, come ha chiesto già Bitonci ieri, come chiede la Lega, avere già a luglio, a fine luglio, adesso il nome, decidere ora, tagliamo la testa al toro, o si deve aspettare settembre, o sarà troppo tardi a settembre? Ma intanto non abbiamo ancora una data delle elezioni,
e quindi quando magari l'avremo non spetta al governo definire la data, e quindi quando avremo una data delle elezioni naturalmente a ritroso si potrà anche programmare in che data avere un candidato presidente. Per la sinistra è più facile, non è difficile, anzi per la sinistra semmai è stato difficile trovare qualcuno che andasse contro la corazzata di centrodestra. Se la corazzata di centrodestra va unita, credo che chiunque si candidi abbia poche possibilità, non dico nessuna perché non bisogna mai essere troppo supponenti, però insomma il centro-sinistra in Veneto ha una situazione totalmente differente da quella che abbiamo noi, e quindi per noi è alla fine di un'epoca, quella di Zaia, straordinario governatore, provare a dare continuità attraverso un candidato che non necessariamente sia dello stesso partito di Luca Zaia, ma Galan era del PDL, è venuto Zaia. Adesso non vedo perché non possa essere anche di Fratelli d'Italia, ma ripeto, ognuno metterà sul tavolo la miglior figura possibile, dopodiché si sceglierà. Insomma, credo che non sia un grande problema, capisco che giornalisticamente serva, aiuti, però insomma io sono molto più tranquillo di quello che secondo me sono i segretari del centro-sinistra, che sanno che per loro è una battaglia sicuramente non facilmente vincibile. Meglio sarà a settembre secondo lei il nome, da quello che può sentire, da quello che può capire anche dai suoi contatti, è più facile che sia a settembre il nome? Ma non lo so, adesso non riesco ad indicare una data, però cerchiamo di vedere quando. È chiaro che se si decide di votare ad ottobre il nome dovrà essere fatto prima di settembre. Se la data, come se parrebbe trapelare in via ufficiosa, potrebbe essere la metà di novembre, è chiaro che sicuramente per i primi di settembre bisognerà avere un candidato. Dopo, se sarà fine settembre o inizio settembre o i primi 10 giorni di agosto, questo insomma sono dettagli, ma non credo che infici molto l'esito finale delle elezioni, ecco. Senta, parliamo di programmi, lei diceva importanti sono i programmi più che i nomi. Allora, voi in tempi non sospetti siete stati i primi, diciamo, a cominciare a mettere sul tavolo i programmi, no? La Lega ha iniziato a mettere sul tavolo i programmi, e il raduno di ieri era anche in vista con tanti amministratori con quello scopo. Però poi bisognerà, cioè vi siete già sentiti sui programmi? Perché poi devono essere, come dire, trasversali, devono essere, diciamo, vicini, paralleli, ecco, diciamo così. Perché poi che quello è importante. Noi stiamo preparando tutte quelle questioni che secondo noi vanno affrontate, che poi porteremo insieme ai nomi dei candidati anche prima ancora al tavolo di tutta la coalizione, perché il programma, se noi crediamo nel centrodestra, il programma dovrà essere unico, naturalmente con i contributi di tutte le forze che oggi compongono il centrodestra, e che non è detto a cui si possano aggiungere anche forze che magari non naturalmente sarebbero nel centrodestra, ma che magari potrebbero stare nella nostra coalizione se avessimo un programma che le attira. E qual è il punto secondo lei principale del programma di Fratelli d'Italia, se ce lo può anticipare? Cioè la cosa fondamentale? Il lavoro, il sostegno alle imprese. Quindi come primo punto sarà quello nel vostro programma? Sicuramente. Il Veneto è fatto di tante piccole e medie imprese, lo straordinario miracolo Veneto, a prescindere da chi sarà il governatore, sarà quello di continuare a supportare le imprese, perché costituiscono non soltanto da noi un fattore economico, ma anche un fattore socio-economico, e quindi credo che non possa non essere questo il primo punto. Credo che i leghisti direbbero no, il primo punto deve essere l'autonomia, portare avanti e portare a casa l'autonomia. Credo che l'autonomia non dipenda molto dalla Regione Veneto in questo momento, ma dipenda molto dalla modifica alla legge che il senatore Calderoli, ministro Calderoli, porterà allo studio, e poi sarà il Parlamento nazionale a deliberare. Il Veneto sull'autonomia il suo l'ha già fatto con il referendum, e quindi credo che non sia una partita che si gioca in Veneto, ma sia una partita che si gioca a Roma, con la volontà di chiuderla e di dare maggiori forme di autonomia ai territori, che ricordo essere discussa oggi in Parlamento solo per la presenza di Fratelli d'Italia, perché prima si sono susseguiti dei governi anche con i nostri alleati entrambi presenti e mai si era parlato di autonomia. Oggi lo si fa grazie al governo Meloni.
Senta, parliamo del terzo alleato, Forza Italia. Le parole di ieri molto dure di Conte, insomma, erano riferite a Forza Italia. Chi attacca si mette fuori da solo dalla coalizione. Voi con Forza Italia che rapporto avete e come lo vedete questo che secondo la Lega è un continuo attacco che ha uno scopo preciso? Noi auspichiamo che i nostri alleati vengano entrambi a più miti consigli e che non esistano attacchi di questo tipo, ma anche che esista una collaborazione diversa, ma credo che siano solo questioni irrilevanti al fine del presentare un programma condiviso, una candidatura unica. Quindi credo che quando poi ci siederemo a un tavolo e quando poi tutti assieme remeremo nella stessa direzione non vi saranno più né screzi né altro. Al momento credo che tutti possano riconoscere una posizione di signorilità da parte di Fratelli d'Italia tutta, e io ringrazio tutti i militanti, i dirigenti, i quadri di questo partito che in questi mesi di fibrillazione non hanno mai, salvo rarissimissime eccezioni, sono mai stati sopra le righe e mai si siano dedicati a scontri o a polemiche sterili, e quindi questo credo gli elettori lo riconoscano, e non a caso, insomma, noi dalle politiche alle europee abbiamo aumentato il nostro consenso, mentre l'altro rimaneva stabile oppure addirittura calava. Allora il discorso comunque che ha fatto anche all'inizio è chiaro, cioè è sempre quello poi il discorso che non sta scritto da nessuna parte, non è una legge scritta nella pietra che deve esserci un candidato leghista. Allora il candidato di il candidato di Fratelli d'Italia, chi deve essere? Duca De Carlo può essere un buon candidato governatore? Duca De Carlo fa il presidente della Commissione Agricoltura del Senato e quindi credo che abbia un ruolo che lo impegna e lo assorbe. Assieme a questo ruolo svolge anche quello di coordinatore del Veneto, che sarà quello di portare al tavolo tutti i migliori candidati possibili, e quindi credo che saremo in grado anche noi, come ha detto giustamente Alberto, che mi pare di aver fatto un passaggio sulla classe dirigente di Fratelli d'Italia, che è una classe dirigente preparata e matura, che credo possa esprimere uno dei candidati. Dire che sarà adesso mi pare assolutamente prematuro, però insomma noi ci siamo. Senta, prima ha fatto un riferimento neanche troppo velato ovviamente, perché il servizio era chiaro, a Mario Conte, a Izza la folla Mario Conte? No, ma ho fatto un riferimento oggettivo, cioè, mi sembrava, mi avete fatto vedere un'immagine di Mario Conte che diceva meglio soli che male accompagnati. È chiaro che è una frase facile da dire in un momento come questo, chi invece ha ruoli di responsabilità sa che non è propriamente così, perché da soli non si vince, né che uno si chiami Lega, né che uno si chiami Fratelli d'Italia, tantomeno uno che si chiami Forza Italia. Quindi è buona come frase per strappare degli applausi, è una frase meno buona per governare ed approcciarsi ai tavoli. Però ai tavoli ci viene Alberto Stefani e ci viene il direttivo regionale, quindi mi preoccupa relativamente, anzi non mi tange. La lascio al convegno, però non posso non chiederle in questi giorni, e qui veniamo al suo ruolo istituzionale, il DL Caccia, cosa cambia poi con questa riforma? Intanto spieghiamo cosa è successo in questi giorni, spieghiamolo. Beh, guardi, innanzitutto la legge sulla caccia è la 157 del 92, quindi è una legge abbastanza datata, 33 anni come gli anni di Cristo. Va adattata ai tempi che sono mutati, a un numero di cacciatori inferiore a quello di quando la 157 fu fatta, a una questione relativa a certe specie che anche in virtù del numero di cacciatori diminuiti, ma non solo, sono esponenzialmente aumentate. Si pensi ai cinghiali, che sono circa 2,3 milioni in tutta Italia e che creano danni non solo alla biodiversità, non solo all'ambiente, non solo all'agricoltura, e già basterebbe, visto che il Ministero dell'Agricoltura è intervenuto negli ultimi 5 anni con 110 milioni di interventi anche per scongiurare malattie come la PSA, che è la peste suina, che ricordo in una nazione che esporta 2 miliardi di salumi è un fattore, ma anche perché bisogna contenere, ma anche perché sono un problema cinghiali ad esempio per gli incidenti stradali. Ma io credo che la fauna vada gestita, che non vuol dire massacrata né sparata così a caso, va gestita, e questa
legge fornisce gli strumenti, adatta gli strumenti per affrontare tempi diversi, con strumenti appunto diversi. Non c'è solo questo, c'è anche il riconoscimento della caccia come attività culturale e non solo un'attività venatoria, e poi ci sono tutta una serie di correttivi che consentono di intervenire specialmente proprio per il controllo e la gestione della fauna, dando più poteri alle regioni, in questo caso anche sui calendari venatori, che credo che avvicinino la risoluzione dei problemi a chi i problemi li vive meglio, e quindi con le varie declinazioni regionali. Nulla di ideologico, anzi questo nasce da un atto di indirizzo fatto in Parlamento la legislatura scorsa, dove non c'erano stati voti contrari, a dimostrazione di come sia un atto non contro qualcuno o contro qualcosa, in questo caso gli animali, ma il tentativo di ammodernare e anche rendere più utile uno strumento come quello della legge 157, che consente un equilibrio ambientale che oggi è viziato da un numero eccessivo di determinate specie. Benissimo, grazie all'onorevole De Calo, la lascio al convegno, la lascio ai monti del Lazio. Grazie a voi, grazie, buon lavoro. Grazie all'onorevole Luca De Calo. Allora noi facciamo così, visto che abbiamo prima osservato e sentito le parole di Stefani, Salvini e Conte al convegno di ieri della Lega, sentiamo poi anche i protagonisti di quella mattinata, cioè i tanti amministratori, i sindaci, cosa hanno detto nel servizio di Lucio Zanato. È stato il giorno della Lega dei sindaci e degli amministratori, quello di oggi a Treviso. Oltre 400 presenti a Santa Caterina che hanno comunicato a Tiziano Bembo ciò che ritengono essenziale faccia parte del programma del partito per il prossimo governo del Veneto, ad iniziare dai giovani che devono ritrovare l'entusiasmo per gli obiettivi. I giovani hanno ancora voglia di fare politica, basta solo dar loro la possibilità di lavorare, di esprimersi, di crescere e di coltivare quello che possono essere delle soluzioni a delle problematiche, portando anche una visione nuova. Visione che inevitabilmente si coniuga con autonomia e federalismo, soprattutto nei comuni a confine con regioni a statuto speciale. Avere l'autonomia significherebbe non avere più una concorrenza che può sembrare sleale. Quindi dal prossimo governatore del Veneto mi aspetto una lotta continua per l'autonomia, ma soprattutto essere vicini alla montagna e alle piccole comunità. Montagna come a Recoaro, dove l'intervento della regione è stato essenziale per rilanciare un territorio, anche con la Lega all'opposizione. Fare l'opposizione in un comune montano come Recoaro Terme non è un ruolo semplice. Il nostro ruolo è un ruolo costruttivo, è stato costruttivo soprattutto, voglio dire, per quanto riguarda i progetti di rigenerazione economico e culturale del paese. Progetti nuovi che sindaci ma anche amministratori di enti come gli ATER chiedono vengano sostenuti dal nuovo Consiglio e nuova Giunta regionale, ricordando che le aziende pubbliche devono stare sì in bilancio ma anche sostenere chi è in difficoltà. Bisogna combinare le due cose avendo coraggio, avendo anche il coraggio di cambiare a volte dei percorsi che sono stati fino a quel momento percorribili, sostenibili, ma che oggi non sono più. Regione che secondo i sindaci dovrà incalzare il governo sul tema province e città metropolitane. La città metropolitana, così come è stata pensata, non va bene. Pensi alle città metropolitane di Madrid piuttosto che di Parigi, piuttosto che di Berlino. Queste città metropolitane sono nate con una questione di aumento esponenziale della popolazione che andava gestita, perciò la gente ha chiesto un intervento politico per gestire queste situazioni, non che facciamo un intervento politico per poi avere un'idea su come gestirla. Provincia al posto di nuovi contenitori di comuni come le intese programmatiche d'area. Legittimo che sia intrapreso quella strada nel momento in cui le province sono state depotenziate, però i modelli che si sono succeduti a mio modo di vedere non sono così virtuosi. Temi e amministratori della Lega Veneta che ha voluto dimostrare la sua vitalità nei territori in un chiaro segnale politico agli alleati di Roma. Al di là delle percentuali politiche, oggi conta avere una classe dirigente preparata che conosca bene i territori e penso che la Lega oggi ancora una volta lo dimostri. Mario Conte ha detto meglio soli che mal accompagnati. Ah, certamente, insomma, abbiamo i numeri per fare le nostre scelte e le nostre corse anche in solitaria, quindi il Veneto resterà la Lega di sicuro. Insomma, il dibattito in centrodestra è ancora molto aperto. Noi andiamo di nuovo in pubblicità, poi ripartiamo dalla viabilità. Lunedì prossimo partono i lavori di rifacimento del ponte dell'SS47 sopra Via Vero nel comune di Romano Dezzelino. Almeno 2 mesi la durata dell'intervento che riguarda ancora una volta la statale Valsugana. Lungo l'asse della statale 47 abbiamo avuto effettivamente parecchi rallentamenti e inceppamenti.
Fortunatamente qualche settimana fa è stato riaperto lo svincolo Romano Sud, che di fatto va anche ad alleggerire la situazione del traffico pesante, quindi dei mezzi pesanti che poi dovevano transitare nelle aziende che sono al di là del ponte del cavalcavia della superstrada, di conseguenza andavano anche a inserirsi nella viabilità comunale e nei centri abitati. Questo che è alle mie spalle è un lavoro che prevede la sostituzione del ponte, di conseguenza prima una parte e poi l'altra verrà interrotta il transito su una delle due carreggiate. Da lunedì 7 luglio verrà interrotto il traffico sulla carreggiata verso est e di conseguenza all'incirca dall'altezza del ponte, all'altezza di Perin, verrà deviato il traffico all'interno della carreggiata ovest, quindi ci sarà un doppio senso di marcia sulla carreggiata ovest per circa 1 chilometro, 1,1 chilometri, per poi riaprire il traffico su entrambe le carreggiate poco prima dello svincolo Romano Nord. Quindi ci sarà circa 1 chilometro all'interno del quale si scorrerà su un'unica carreggiata a 2 corsie e di conseguenza il traffico sarà evidentemente rallentato e le velocità dovranno essere moderate proprio per questo cambio di corsia. Limite di velocità in quel tratto preciso fissato da ANAS a 30 km orari. Nel frattempo via Velo resterà chiusa sino a gennaio 2026, anche se potrebbe esserci qualche anticipo nella conclusione lavori. La pressione fatta su ANAS e sull'azienda, che abbiamo incontrato più volte proprio perché riteniamo che avere un colloquio diretto con le aziende che fanno i lavori permetta anche di togliere tempi morti, ci ha permesso di vedere già questa ordinanza. Certo è che l'SS47 resta un nodo cruciale per la viabilità dell'intero territorio. Bontorin ribadisce l'importanza del lavoro condiviso tra amministrazioni per garantire sì la viabilità nord-sud, ma contestualmente tutelare i territori attraversati dall'arteria. Siamo rientrati dunque in diretta parlando della Valsugana e adesso invece dal trasporto su gomma a quello su rotaia con il ritorno da ieri del treno del mare. Abbiamo dall'addio al nubilato di un gruppo di ragazzi che sono venuti semplicemente a farsi una mangiata di pesce al mare, a persone di una certa età che si sono caricati la loro bicicletta e hanno detto sono venuti una giornata a fare una passeggiata al mare, famiglie, molte persone con le valigie e quindi persone che molto probabilmente faranno la loro settimana di vacanza. Insomma, il treno si è riempito e siamo solo al primo giorno. Il primo treno del nuovo Chioggia Line è arrivato alla stazione puntuale alle 10:17, segnando l'avvio ufficiale del servizio che collega Verona alle spiagge venete nei fine settimana e nei giorni festivi. Un momento atteso che celebra il ritorno del treno in città dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale della linea Rovigo-Adria-Chioggia a cura di Rete Ferroviaria Italiana e Infrastrutture Venete. È stata una sfida iniziata più di 3 anni fa, quando abbiamo deciso di partecipare a questa gara, aggiudicandocela e proponendo un modello di servizio e di esercizio nuovo su tutti il treno del mare. Il treno del mare è il fiore all'occhiello di questo servizio sulla Rovigo-Chioggia. Riconnettiamo dopo più di un anno Chioggia alla rete ferroviaria Veneto, perché per un anno questa linea è stata soggetta ad importanti lavori infrastrutturali. Un servizio sostenibile, completo a 360 gradi, propone 240 posti a sedere, propone 74 posti bici, propone lungo il viaggio percorsi naturalistici per il turismo lento. In una giornata di festa arriveranno i turisti che non avranno bisogno dei parcheggi, perché sapete che una problematica che stiamo avendo è proprio quella legata ai parcheggi, perché la nostra città è pacificamente invasa da tantissimi turisti, nuovi turisti. È chiaro che chi arriva in treno arriva comodo o in bicicletta a bordo del treno, poi avrà direttamente il mezzo che li porterà sulla spiaggia in centro a Sottomarina. Il treno sarà attivo fino al 13 settembre in via sperimentale. Partirà da Verona alle 7:38 il sabato e alle 7:09 la domenica e i festivi. Per quanto riguarda il ritorno sarà possibile scegliere tra 2 opzioni. E da ieri sono partiti anche in tutto il Veneto ovviamente i saldi, vediamo come è andata. Saldi estivi 2025 al via, a Mestre è partita la caccia allo sconto. Diciamo sì o no, perché di solito c'è caos il primo giorno dei saldi, quindi facciamo un giro, poi vediamo, insomma. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante per me e per mia figlia. Se si troverà qualcosa lo compreremo. Ma tipo maglie? Scarpe, maglie, vestiti per l'estate. Secondo Confesercenti il budget medio previsto è di 217 euro circa a testa. Sui 100-150.
Moderato. Moderato, sì. Sui 100 euro, non di più, su cose comunque basiche che servono normalmente, insomma. Anche Mestre si approfitta del periodo dei saldi per prediligere la qualità alla quantità, per rinnovare il guardaroba estivo, ad esempio. Abbigliamento, sicuramente abbigliamento, il nostro debole, poi scarpe, sempre. Solo 2 camicette. Poco. Cominciando dall'intimo. Cose intime per me. Ho dato una sbirciata alla borsa, per questo sono andata a colpo sicuro. Sì, è un pigiama per il marito. Cosa ha comprato? Intimo? Sì, intimo. Poi i prezzi sono quelli che normalmente uno si aspetta, perché gli sconti non sono mai diciamo così alti come uno si aspetterebbe, però sostanzialmente è quello che mi aspettavo e soddisfatto. Ma c'è chi dubita dell'autenticità degli sconti. Questi saldi li vedo un po' finti sinceramente, nel senso che vedo tanta merce che magari prima costava una certa cifra, dopo magari viene aggiunto il prezzo e viene fatto il 10 o il 20% di sconto più o meno. Più o meno li vedo un po'... non li vedo veri questi sconti, diciamo. E chi, in barba ai saldi, per risparmiare dice di preferire gli acquisti online. Anche se uno va in giro, però è sempre portato a vedere online, è più facile alla fine adesso, però... E si risparmia di più comprando online? Qualcosina sì, troppo. Non è una bella cosa, perché si dovrebbe far vivere i negozi, però a volte capita che c'è la convenienza, lo fai. L'estate non è soltanto il tempo dei saldi, ma anche purtroppo dell'abbandono di animali, una piaga che si ripete ogni anno, ma che dall'inizio di questo mese può costare davvero molto cara. È stata infatti approvata una legge, la legge contro il maltrattamento degli animali a livello nazionale, a spiegarcela uno dei veterinari consulenti del Tribunale di Treviso. Da questo mese commettere reati contro gli animali può costare veramente caro. Lo ricorda Diego Cattarossi, volto noto tra i veterinari della Marca e consulente tecnico ufficiale del Tribunale, oltre ad essere responsabile dell'acquario di Jesolo e docente dell'Università di Parma nella specializzazione in animali da compagnia. Dal 1 luglio è in vigore una nuova legge che aumenta la protezione degli animali. Riguarda tutti gli animali da compagnia, da affezione, ma anche animali d'allevamento, e va a inasprire le pene per tutti coloro che facciano maltrattamento verso gli animali. Divieto assoluto di tenere un cane a catena, con sanzioni da 500 a 5.000 euro, dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione per il maltrattamento di animali come le tratte illegali di cuccioli, da tempo denunciate da Cattarossi, che lancia un monito a certi negozianti. Parliamo di cani di razza che riescono a entrare sul mercato a metà del prezzo di quello che può garantire un allevatore serio che li allevi in Italia e che controlli per tutte le malattie. Oggi questo è inasprito e i commercianti che trattino in maniera incivile questi poveri cuccioli possono avere il ritiro della licenza dalla vendita degli animali. Che vengono tutti tutelati, quindi non solo cani e gatti. Chi uccide un animale rischierà fino a 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa, sempre abbinata. Chi li maltratta davanti a minori avrà un aumento di 1/3 della pena, cosa che si ripete anche per mettere un filmato diffuso in rete. Poi si inaspriscono tutte le altre pene per chi commette reati ai danni degli animali. Ma forse l'aspetto più importante della legge è che lo Stato italiano non considera più gli animali come cose. Si dà finalmente a tutti gli animali la definizione di esseri senzienti, di creature capaci di sentimenti e di ragionamento. Un rispetto degli animali sempre più sentito dai cittadini, con qualche eccezione che va segnalata proprio perché non si possa ripetere. Sono i medici veterinari pubblici delle ASL gli unici che possono, insieme e accompagnati dalle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia locale, andare dalla persona che è stata segnalata, individuare se vi siano gli estremi per un maltrattamento e a quel punto applicare questa nuova legge, la legge Brambilla, che è veramente molto severa per tutti coloro che commettono il reato, perché non si parla di illecito, ma il reato penale di maltrattamento verso gli animali. Parliamo di servizio civile, 180 ragazzi della Marca ma anche da fuori provincia hanno iniziato questa nuova esperienza, ben 130 gli enti coinvolti nel progetto. Sono
Sono 180 i giovani dai 18 ai 28 anni che hanno scelto di svolgere un anno di servizio in uno tra i 130 enti coinvolti, 90 comuni, 24 associazioni o cooperative, 16 altri enti con 21 progetti anche nel bellunese. Si tratta per questi ragazzi di una scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita a servizio della comunità per promuovere la solidarietà, l'educazione, la costruzione della pace, la tutela dell'ambiente e la promozione della cultura. Ho scelto il servizio civile perché mi interessava come esperienza, avendo studiato all'università volevo anche aprirmi un po' le porte in altri ambiti e quindi ho scelto questo percorso. E spero che il servizio civile sia un'esperienza che mi accresca da un punto di vista professionale e personale. Queste sono le mie aspettative, le mie speranze. Il servizio civile universale consiste in 12 mesi di volontariato per un totale di 1145 ore, delle quali 110 sono di formazione. È un'occasione sicuramente di crescita per loro, ma anche per noi amministratori. E poi soprattutto è l'occasione per far vedere alla gente e alla cittadinanza di quanti giovani volenterosi e di quanto belli siano i nostri giovani a fronte magari di una minoranza che non si comporta propriamente bene, per cui questo è un inno alla bella gioventù. E questi sono ragazzi che fanno la loro prima esperienza di impegno sociale e che li apre alla nuova vita anche futura di impegno generale. Poi per quest'anno per la prima volta abbiamo anche un volontario di servizio civile nel nostro ente provincia. È stato un bel momento di incontro tra i propri sindaci e i volontari in questa esperienza di un anno dove avranno 140 ore di formazione, dove i ragazzi avranno l'opportunità di formarsi, ma un'annualità per lavorare insieme alle loro comunità e sentirsi dei cittadini attivi all'interno delle loro comunità. Il servizio civile universale trevigiano garantisce una riserva del 15% nei concorsi pubblici, la possibilità di un tutoraggio lavorativo e quella di estendere l'esperienza all'estero grazie a Erasmus. Soddisfatti i ragazzi che questa esperienza l'hanno già fatta. È un'esperienza che regala molto in termini di personalità, di crescita personale e sicuramente anche di acquisizione di nuove competenze. Ancora i ragazzi giovani e giovanissimi insieme agli ospiti di una RSA, la residenza per anziani Umberto I di Montebelluna, insieme per giocare a pallavolo. Lo sport entra ancora una volta alla residenza per anziani Umberto I e lo fa grazie alle ragazze e ai ragazzi del Montebelluna Volley nell'ambito del progetto Sport a tutte le età, che per gli ospiti della struttura significa non solo svago ma promozione del movimento, della memoria e della socialità. In primavera la prima parte del percorso con 3 allenamenti speciali, ora nell'ambito del Monte Volley Summer Camp, un nuovo appuntamento con gli alunni delle scuole primarie e medie, 18 quelli che hanno giocato con gli anziani nello spazio centrale del centro diurno, l'Agora. Siamo fieri ed orgogliosi per condividere momenti di festa e di integrazione tra generazioni, anziani e bambini, sempre all'insegna del benessere dei nostri residenti e dei nostri utenti. In campo per la partita di avvio dell'attività con un pallone morbido in spugna la squadra del sindaco Adalberto Bordin. Un incontro tra 2 generazioni, i residenti che vivono quotidianamente la realtà montebellunese, perché questa non è una struttura impermeabile e autoreferenziale, ma anche un dialogo con le giovani generazioni. Abbiamo tantissimi giovani, anche oggi qui la Montevolley, che ringraziamo nella loro dirigenza, e i ragazzi qui presenti, che vogliono sapere, vogliono conoscere la saggezza dei più anziani per affrontare meglio il futuro. Questa è Montebelluna. Adesso torniamo a vedere le note, la voce di Edoardo Bennato 2 sere fa con il suo concerto che ha incantato Villa Guidini a Zero Branco. Voci storiche e controcorrente del panorama italiano, una serata tra rock e blues, riflessione civile e gusto per la provocazione che da sempre contraddistingue il cantautore napoletano. Al parco di Villa Guidini a Zero Branco tutto esaurito per il concerto di Edoardo Bennato. Come fermati, come ricostruire la vostra torre.
la torre di mamma sempre più grande, sempre più alta. Concerto che si è tenuto nell'ambito del Festival di Villa Guidini. È un'iniziativa che noi abbiamo voluto portare avanti assieme all'organizzazione per cercare da una parte di far rivivere e rinascere il parco di Villa Guidini, che è la nostra perla, ma dall'altra anche di dimostrare che anche un paese come il nostro, un paese medio-piccolo, ha la possibilità di fare cultura a 360 gradi. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Tanti ancora gli appuntamenti in programma. Questa seconda edizione del festival abbiamo voluto in qualche modo osare molto di più rispetto all'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto 3 serate che erano andate molto bene, quest'anno siamo arrivati a 16. L'impatto è impressionante perché puntiamo insomma alla fine di questo evento ad arrivare ad avere 30.000 persone che vengono qua a Zero Branco. No, ti partirai. Siamo in chiusura, allora io vi ricordo, adesso c'è il meteo, vi ricordo anche che c'è l'allerta gialla, nelle prossime ore il maltempo e la grandine previsti un po' in tutto il Veneto. Allora il meteo fra poco, poi c'è la rubrica itinerari padovani, parleremo di Palazzo Santo Stefano, poi l'angolo di Ida, andremo a Cavallino Tre Porti e poi c'è il film ed è un grande classico, un Totò Dannata, il Monaco di Monza 1963 con un trio d'eccezione, Totò, Nino Taranto, Erminio Macario. Arrivederci.